24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Il Consiglio dei Ministri nella seduta di ieri ha stabilito l'estensione dello stato di emergenza alla provincia di Rovigo. Al Presidente della Regione del Veneto sono affidati i compiti di commissario per la ricostruzione, mentre ai sindaci dei comuni colpiti dal sisma sono assegnate le funzioni di vicecommissari. Questa decisione, ha commentato il Presidente della Regione Luca Zaia, ci conferma la convinzione che le calamità naturali non conoscono confini, esperienza che avevamo già conosciuto con l'alluvione. Ringrazio il Ministro Anna Maria Cancellieri e i suoi collaboratori per l'assistenza che hanno fornito in questa circostanza e ringrazio altresì il Capo della Protezione Civile Franco Gabrielli, come al solito vicino al Veneto quando ci sono difficoltà. Sarà l'assessore alla pesca della Regione del Veneto Franco Manzato a coordinare per il primo biennio di attività il Comitato di gestione del neonato distretto di pesca Alto Adriatico. È questa l'indicazione unanime data dal Ministro Mario Catania agli assessori delle 3 regioni interessate, oltre a Manzato, Tiberio Rabboni per l'Emilia Romagna e Claudio Violino per il Friuli Venezia Giulia. Le regioni intendono insediare quanto prima il comitato e hanno pertanto chiesto al Ministro di indicare il rappresentante da lui designato. All'urgenza di insediare il comitato di gestione, ha scritto Manzato al Ministro Catania, si accompagna l'impellenza di risolvere positivamente quanto prima 2 tematiche: gli arresti definitivi per le imbarcazioni della piccola pesca e l'adattamento del fermo pesca in funzione delle esigenze dell'area alto-adriatica, previsto dall'articolo 3 del decreto ministeriale del 27 febbraio scorso che istituisce il distretto. Le forti scosse di terremoto avvertite in Veneto nei giorni scorsi hanno provocato danni ad alcune strutture come gli istituti scolastici. Subito sono scattati i sopralluoghi per verificare l'agibilità e la sicurezza degli edifici, ma sentiamo com'è la situazione a Padova. Le scuole sono assolutamente sicure per tutti i sopralluoghi che abbiamo fatto con i nostri tecnici, sono 45 nella giornata del 29 maggio, la giornata delle scosse che abbiamo sentito e che io stesso ho sentito essendo in una scuola con i ragazzi. I vigili del fuoco hanno fatto 5 interventi e tutte le scuole sono state viste e non hanno problemi statici, non hanno problemi nelle strutture portanti, non ci sono motivi per lanciare allarmi o per contagiare nei discorsi che si fanno in piazza, al bar, tra genitori, per contagiarsi in termini negativi. Nella maniera più assoluta il messaggio è questo: le scuole sono sicure. La stretta della Guardia di Finanza di Padova sui circoli privati ha portato a scoprire che, in un caso su 2, i circoli privati sono paraventi dietro cui si celano vere e proprie imprese profit del divertimento notturno. Su 50 controlli, infatti, 27 erano locali a tutti gli effetti travestiti da circoli. Si tratta di una vera e propria moda diffusasi negli ultimi mesi, ha spiegato il colonnello Ivano Maccani, comandante provinciale della Guardia di Finanza padovina. Ma tramutare la propria attività commerciale dedita all'intrattenimento notturno in un circolo privato con finalità culturali è fraudolento verso il fisco e anche scorretto verso chi paga tutte le tasse ed opera nello stesso settore. Il terremoto ha colpito anche i tesori di Padova. La forte scossa di ieri ha fatto tremare il Duomo, la Specola, Santa Giustina, dove un pellegrino è rimasto ferito alla testa, ma i danni maggiori si sono visti alla Basilica del Santo. 3 metri quadrati di affreschi sono crollati dal cielo trapunto di stelle d'oro, l'opera di Achille Casanova sulle volte del Santo. I frammenti, sotto controllo della soprintendenza, sono stati raccolti, adagiati in vasche e messi al sicuro. Oggi alcune zone della Basilica a rischio di stacchi sono transennate, si intravedono crepe anche nella cappella di San Giuseppe e diverse lesioni agli intonaci. Certamente quelli appunto del deambulatorio sono situazioni a rischio perché in passato, prima che si facesse l'intervento molto importante ai tetti della Basilica, ci sono state delle infiltrazioni che chiaramente, essendo infiltrate nel deambulatorio,
deambulatorio hanno creato alcune situazioni critiche che in caso di scosse importanti possono effettivamente compromettere queste situazioni. Non vi è nulla di preoccupante, direi, per quelli che sono i rilievi dei nostri tecnici da un punto di vista strutturale più ampio. Abbiamo fatto ieri tutta una serie di sopralluoghi con i vigili del fuoco, con la sovrintendenza, anche nelle parti relative ai campanili, ai sottotetti, alla facciata, e quindi diciamo che non abbiamo preoccupazioni drammatiche. Ponzellini e i suoi pasticci, l'ex presidente della Banca Popolare di Milano, indagato dalla Procura per associazione per delinquere finalizzata all'appropriazione indebita e alla corruzione privata. Tutti i particolari su Industria e Finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.